Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Vediamo adesso di iniziare subito. Allora, innanzitutto la nostra città sta andando benissimo, abbiamo quasi 2 milioni di dollari, l'approvazione è all'80%, siamo quasi a 115.000 abitanti e sta andando tutto secondo i piani. Allora, nei prossimi video vedrete sicuramente una nuova mappa. Per fare ciò vorrei aggiornare la mia lista amici, che è piena magari di persone che non si collegano da tanti mesi, quindi vorrei cancellare quelli vecchi e aggiungere quelli nuovi. Quindi nella sezione dei commenti aggiungete il vostro nome Origin, in modo tale da poter vedere se siete ancora attivi o magari no. Quindi aggiungete nel commento nome, nome Origin, 2 punti, il vostro nome, così controllo tutto. Un'altra cosa importante, nella prossima mappa ragazzi, mi raccomando, entrate se volete proprio essere attivi, perché visto che adesso metteremo, non so, un timer, dobbiamo costruire una grande opera, un'archeologia, un aeroporto internazionale, una centrale fotovoltaica, qualsiasi cosa. Quindi serve un contatto diretto con la città. Cioè, io ho detto prima una volta al giorno, ma è importante appunto collegarsi quella volta al giorno, anche una mezz'oretta, perché appunto quelli che vogliono giocare magari si collegano anche di più, anche 3 volte al giorno. Ci sono per esempio qua persone che sono quasi costantemente attive, ci sono città che ogni volta che entro le vedo quasi sempre verdi, oppure che si sono collegate nelle ultime 12 ore, 24 ore. Ci sono per esempio in questa regione delle città ragazzi che non si collegano i giocatori da 5 giorni, 4 giorni, 3 giorni. È una città, stare ferma 3 giorni, non lo so fino a che punto può giovare in una prossima mappa, dove l'obiettivo è quello di costruire magari la grande opera il più presto possibile. Quindi ragazzi vedremo un pochettino, vediamo un po' di cercare di fare una mappa con 16 giocatori magari che si colleghino almeno una volta al giorno. Non dico tutto il giorno, una volta al giorno, almeno mezz'oretta, così tanto per riuscire a tenere viva la città, perché se si gioca mezz'oretta in maniera intensa magari si riesce un po' a tenerla viva. Però non collegarsi per 2-3 giorni, già 4 diventa brutto anche per gli altri compagni di squadra della regione che vogliono aiuto. Va bene, questa era un'altra cosa importante da dire, quindi ragazzi, e cerchiamo di non creare città abbandonate come questa che abbiamo qui. Lo so, tanti mi dicono: ah, la città abbandonata, perché non la reclami? Guardate, se vado a reclamarla non puoi reclamare perché non possiedi il contenuto per crearla. Chi l'avrà reclamata e l'avrà abbandonata tipo dopo 10 minuti aveva qualche contenuto particolare, non so, qualche tipo casa inglese, qualche casa decorazione, e ovviamente io non è che dispongo tutti i pacchetti disponibili, e quindi mi raccomando, cerchiamo di non fare città abbandonate che poi creano problemi. Va bene, questa era un'altra cosa importante da dire. Adesso vediamo di concentrarci sulla nostra città. Allora, stiamo tirando su delle ottime industrie, come potete vedere. Perfetto, qua le casse merci sono al massimo. Vediamo un pochettino. Ah, ecco, come va la situazione con l'ospedale? Vediamo un pochettino. Ah, abbiamo i pazienti curati 50 su 50, in attesa un paio, però meglio così. Vediamo un pochettino. Infatti non abbiamo tante morti al giorno, quindi siamo sempre nel verde. A livello di crimini c'è un po' qualche guaio, diciamo, abbiamo 10 arresti al giorno. 7 criminali in libertà ancora da catturare. Li cattureremo col passare del tempo. A livello di energia stiamo bene, a livello di acqua pure. Le acque reflue sono sempre in fila verso l'orizzonte. Eccole là. Eccoci qui. Volevo vedere l'ultima cosa, la scuola la stiamo migliorando. Qua siamo al massimo delle classi. Qui stiamo andando bene anche con gli studenti della scuola superiore, 800 come potete vedere. Benissimo, un'altra cosa che volevo fare è questa. Vediamo un po'. Ah, ecco, le industrie si stanno rinnovando, quindi perdiamo un po' di guadagno orario. Allora, visto che abbiamo tanti soldi, io per adesso non vorrei investire sulle raffinerie di petrolio e robe varie. La lasciamo chiusa per adesso. Vorrei potenziare l'apparato magari tecnologico delle industrie. Allora, vediamo un po'. Ultimamente il livello tecnologico degli edifici. In questa maniera magari riusciremo a renderle meno inquinanti, quindi una cosa adatta sicuramente alla situazione in cui ci troviamo. Migliorare magari l'inquinamento in questa zona. Non credo sia altissimo, però vediamo. Ecco, l'inquinamento atmosferico ragazzi colpisce prevalentemente questa zona, ma neanche tanto. Cioè l'inquinamento maggiore arriva da queste 3 industrie. Neanche le miniere di carbone inquinano così tanto. Potete vedere appena
79,800 particelle per monossido di carbonio, quindi addirittura l'inquinamento maggiore è da queste parti. Diciamo che le case più colpite sono queste, che si trovano proprio davanti al flusso d'aria sporca, ma come vi ho detto, sì, ovviamente sommando tutti questi cubetti si arriva a ben oltre gli 876, quindi lo so, questa è l'unica zona colpita dalle nostre miniere. Forse qua era meglio non costruire nulla, però le abbiamo costruite ormai. Comunque, a livello di scuola professionale ne abbiamo messa una, adesso vediamo come va e dopo decideremo cosa fare. Che succede? La criminalità prende il sopravvento ancora e adesso facciamo così. Visto che questa criminalità prende il sopravvento, adesso io aggiungo altre 6 volanti, così con 15.000 dollari paghiamo purtroppo 600 dollari orari, ma con queste 6 volanti in più stiamo ben tranquilli adesso. Ok, scuola professionale pronta, stiamo già insegnando a degli studenti. Vediamo un po'. Come vanno qua le cose con il carbone? Perfetto, lo stiamo producendo? 120 tonnellate al giorno, 120, siamo tutti al massimo quasi, perfetto. A livello invece di petrolio al solito, va bene. Non voglio distillare, non voglio raffinare per adesso il carburante, il petrolio per renderlo carburante. Per adesso rimaniamo così, non c'è spazio per aumentare la densità. Andiamo qua, qua stiamo aumentando pian piano. Ok, qua già abbiamo raggiunto la criminalità è allarmante. Adesso con queste altre 6 auto dovremmo controllarla meglio. Perfetto, vediamo un po'. Allora ragazzi, io inizierei a non esportare più petrolio. Qua esportiamo solo carbone. Qua il petrolio lo teniamo a livello locale. Anche qua, dov'era? Qua lo teniamo a livello locale e lo mandiamo tutto alla grande opera per riuscire a dare una mano agli altri ragazzi. Allora, continua a morire gente, com'è possibile? 3 morti al giorno. Allora, le industrie qua le stiamo portando avanti. Cos'è che avevo collocato da poco? Ah, le nuove, perfetto. Ah, ecco, vediamo le nuove fabbriche che sono state messe. Cercasi personale. A breve entreranno in funzione. Il deposito è ah, ecco cosa dovevo fare. Meno male me lo sono ricordato. Mi aveva detto di limitare il traffico. Perfetto, vediamo di aggiungere una stazione degli autobus. Che cambia tra una stazione degli autobus normale e una stazione del deposito per navette? Allora, quella per gli autobus dà 3 autobus con la capacità di 80 sim. Questa 3 autobus 40 sim. Potrebbe essere molto interessante collocare una stazione degli autobus enorme, per esempio in queste zone che abbiamo lasciato vuote. Perfetto. E iniziare quindi a, come dire, collocare le fermate. Allora, vediamo di farle per bene. Mettiamole in tutta la città, in modo tale da non sacrificare le persone nel traffico quotidiano. Mi avete detto che i furgoncini sono quasi sempre bloccati in giro per la zona superiore per via dell'elevato numero di macchine. Perfetto. Quindi adesso con questi nuovi pullman cercheremo di giostrare meglio la situazione. Voglio metterli in tutta la città. Quanto costano? 10 dollari l'ora ogni segnale. Però è importante. Ecco, adesso la zona di sopra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfetto. In modo tale da liberare un po' le strade. Speriamo che i nostri cari ragazzi scelgano i pullman. Vediamo di organizzarli bene come in una grande città e quindi riuscire a soddisfare tutte le esigenze dei nostri cittadini, magari costringerli a scegliere un mezzo diverso dall'auto. Qualche fermata la mettiamo qua in modo tale da, perfetto, portare anche qualcuno al lavoro. Ci sono parecchie fermate. Ci siamo dimenticati qualche zona? No. Qua gliene mettiamo un'altra. Qua magari, ok. Vediamo un po'. Sì, qua possono andare bene. Perfetto. Ah, ecco, qua nella zona delle industrie. Questa maniera, come vi ho detto, i cittadini preferiranno, se il servizio è organizzato bene, lasciare la macchina in garage e scegliere direttamente il pullman. Bene, vediamo come vanno. Allora, attesa media 27 minuti. Vediamo di velocizzare un po' tutto. Vediamo di aggiungere un altro autobus.
Non spendiamo tanto per adesso. Questo costa a livello orario? No. Benissimo, lo aggiungiamo. Allora, 27 minuti. Vediamo un po' come vanno i pullman in attesa. Vediamo un po' i pendolari che ci sono. Lavoratori, ce ne sono parecchi. Senza tetto nessuno, turisti nessuno. Studenti, ce ne sono pochi. Compratori a casa. L'attesa media è di 30 minuti. Ci sono, i passeggeri al giorno iniziano a farsi sentire. Tutta la zona di sopra è tappezzata. Sì, basta così. Così ragazzi snelliremo un po' le nostre strade, il traffico diminuirà e quindi i furgoncini cercheranno e riusciranno a girovagare meglio per la città. Allora, un'altra cosa che volevo fare è questa: creare una galleria sotterranea per riuscire a snellire un po' il traffico. Vediamo un po', posso scendere sottoterra qui come si scendeva? Con N? Com'era? N, sì. Vediamo un po' se si può fare un'opera del genere. Andiamo un po', scendiamo ancora un po'. Mi sa che siamo troppo sottoterra qui. Vediamo. Vorrei passare sotto la raffineria. Ma qua trivelleranno prima o poi, distruggeranno la zona, la galleria, quindi è meglio scegliere un'altra via. Ecco, vorrei perforare la zona qui, per esempio qui, e magari arrivare da un'altra parte. Ah, aspettate. Innalziamo un po'. No. C'ero riuscito l'altra volta a fare una cosa del genere. Vediamo un po', perché vorrei evitare tutto questo traffico in queste piccole stradine. Vediamo un po' come possiamo fare. Forse da questa parte ero riuscito. Vediamo un po' a farlo. Ecco. Ah, ecco. Per esempio, se riusciamo a... ma qua poi le persone per passare... ci sarà un ingorgo. Vediamo un pochettino. Dovrei distruggere tutta questa strada e farla molto più grande. Se no... sì, potrebbe essere interessante fare un traforo. Sì, sicuramente possiamo aiutare, perché queste strade qua sono quasi deserte. Allora ragazzi, scusate per l'interruzione, ma ho dovuto cercare un po' di capire come regolamentare la situazione. Allora, ho collocato 1, 2 e 3, anzi 4 grandi strade. Come potete vedere, in questa maniera siamo riusciti un pochettino a giostrare il traffico in maniera diversa. Ci sono sempre degli ingorghi, però è sicuramente meglio di prima. Dobbiamo certamente aumentare il numero di autobus nella zona, in modo tale da evitare tutte queste macchine. Quindi, come vi ho detto, ecco, gli autobus salgono in su appunto in maniera molto rapida. Cerchiamo quindi di aumentare le fermate degli autobus in questa zona. Vediamo da questa parte invece cosa succede. Sì, nella zona delle industrie c'è qualche fermata. Vediamo un po'. Ok, la discarica è quasi piena. Ok, una cosa alla volta. Il traffico lo stiamo risolvendo. Allora, a livello di camion dei pompieri volevo aggiungere una cosa, che è questa: il garage per mezzi NBCR spegnerà gli incendi industriali estesi causati da materiali pericolosi. Quindi è importantissimo ragazzi, perché in questa maniera evitiamo di perdere $1.300 l'ora per via della distruzione di queste industrie, che ovviamente impiegano tantissimo tempo a essere ricostruite. Abbiamo quasi 500 studenti a livello direttamente della nostra scuola professionale, quindi alcune industrie si stanno evolvendo a livello tecnologico. Perfetto, vediamo un po' come va. Allora, ancora carenza di acqua. Stiamo attenti. Carenza di acqua, ovviamente i depositi sono pieni e i magazzini sono chiusi per via dell'acqua. Quindi adesso andiamo in questa sezione della stazione di pompaggio e vediamo di aggiungere una nuova zona di raccolta. Però più che altro dobbiamo sfruttare le zone in cui si ritrova un bel po' di acqua. Quindi vediamo. Sì, mi sa che dobbiamo andare a scegliere una cosa diversa. Per esempio, andiamo a collocare la nostra stazione di raccolta avanzata. Per esempio qui. Vediamo come va adesso. Ci siamo? Perfetto. Allora ragazzi, facciamo un piccolo riepilogo. Un attimino mi sono bloccato qui. Vediamo se possiamo collocare altre zone di pompaggio. Vediamo come siamo messi. Adesso la situazione dovrebbe migliorare. Perfetto.
Con le nuove industrie che stanno sorgendo, quindi diciamo con la scuola professionale che riesce a migliorare a livello tecnologico le industrie, abbiamo bisogno necessariamente di più acqua. Abbiamo aggiunto nuove arterie stradali, come potete vedere 4 nuove superstrade. Adesso le miniere riceveranno l'acqua che gli serve, intanto abbiamo problemi a livello di spazzatura. Per quanto riguarda, ragazzi, necessariamente la spazzatura dobbiamo bruciarla, purtroppo non possiamo fare altrimenti. Però visto che le persone che si trovano da quella parte potrebbero soffrirne in maniera molto elevata, potete vedere l'inquinamento è alto, potremmo sfruttare l'atomizzatore della spazzatura, anche se non mi ricordo come funziona il control net, quindi lo collochiamo e vediamo di capire come funziona il control net. Quindi vediamo un pochettino di bruciare la discarica. Ecco, vediamo cosa dice. Control net richiesto. Cosa devo fare? Come si generava il control net? Non me lo ricordo, quindi adesso vediamo di controllare. Andiamo nella sezione della, ecco qua, allora, compra control net dai vicini. Alcuni dei tuoi edifici non hanno abbastanza per poter funzionare. Allora, nella sezione per acquistare control net, vediamo chi è che vende del control net. 100 control net, Empire State City, White Run. Ok, ne compriamo un po', ragazzi, è importante. Vediamo se è arrivato. 1250. Ne aveva, mi sembra, vediamo un po'. Sì, ne aveva 1250, proprio precisi, perfetto. In questa maniera, appena arriverà immediatamente, cercheremo di bruciare la spazzatura e non creare inquinamento, così le persone là davanti non ne soffriranno. Allora, ragazzi, abbiamo perso un po' il controllo di tutto. Gli autobus come vanno? Vediamo un po'. Abbiamo aggiunto tutti questi soldi che stiamo perdendo a livello orario, sono per gli autobus. Tutte queste fermate che abbiamo aggiunto costano tantissimo. Ogni fermata è 10 dollari l'ora. Ne abbiamo aggiunte una ventina, una trentina, sono 300-400 dollari l'ora. Più gli autobus è 750, più altri autobus che ne costano 250 all'uno. Ragazzi, ecco i nostri soldi dove sono andati a finire. Tutto il guadagno orario va a finire proprio qui. Quindi stiamo perdendo soldi l'ora proprio perché stiamo cercando di snellire il traffico. Vediamo adesso il traffico come va nelle ore di punta. Credo la situazione migliorerà. 4000 barili qua ci sono. Ah, il deposito è ancora chiuso per via dell'acqua. Ragazzi, l'acqua ce l'abbiamo ormai. Anche a livello elettrico abbiamo problemi. Eccoci. Perfetto. Quindi mi sa, ragazzi, che dobbiamo aggiungere un nuovo generatore di carbone avanzato al solito per risparmiare. Eccolo qua, a livello orario. Perfetto. Energia non è un problema. Livello di acqua aggiungiamo questo. Ok. Perfetto, ragazzi, per adesso vediamo di lasciare la situazione in questa maniera. Continueremo all'interno del prossimo video. Come potete vedere ho aggiunto parecchie zone per la raccolta di acqua. Siamo sotto al livello del budget, ma ve l'ho detto, per problemi relativi al mantenimento di tutte queste infrastrutture di qualità, compresi anche i nostri autobus che davvero consumano parecchio. Quindi ci becchiamo, ragazzi, all'interno del prossimo video e vediamo un pochettino quello che accadrà. Ciao a tutti.